Prosegue fino a domenica prossima, 4 maggio, l'edizione 2025 delle Giornate dell'Agricoltura a Valle d'Olmo. Qui le filiere si chiudono bene, nel senso che ci sono 300 espositori, ma ci sono classici esempi di aziende agricole che hanno capito come si affronta il futuro e si affronta creando valore aggiunto. Chi pensa di poter fare agricoltura come si faceva 100 anni fa ormai è fuori mercato. Oggi l'agricoltura è legatissima al territorio, è legatissima ai prodotti del territorio e soprattutto è un'agricoltura che deve puntare sulla qualità e sul valore aggiunto. Credo che quegli imprenditori anche di quest'area che l'hanno capito riescano a sopravvivere in un momento difficile nel quale l'Europa per anni ha massacrato l'agricoltura e che oggi finalmente riusciamo a risollevare la testa grazie a uno straordinario lavoro di questo governo che in 2 anni, ricordo, ha investito più risorse di qualsiasi altro governo nei 5 anni. Gli imprenditori da soli non ce la possono fare, per questo il sindaco chiede il vostro aiuto e presenta un progetto importante e imponente per questo territorio, il polo fieristico, che possa diventare un polo economico vero e proprio. Guardi, questo governo è attentissimo alle richieste che vengono dal territorio. Spesso non si riesce a fare sintesi e non si riesce a capire quali sono le esigenze del territorio. Tra l'altro questa è un'area interna, ci sono progetti anche e finanziamenti specifici sulle aree interne, credo che questo costituisca uno di quei progetti che non sono fini a se stessi, che non costruiscono cattedrali nel deserto, ma ben si inseriscono all'interno del tessuto sociale e quindi che meritano di essere finanziati. Il significato politico è la grande attenzione che come governo Meloni stiamo avendo per tutto il mondo dell'agricoltura, per tutto il mondo di quello che si definiva il primo livello dell'economia, cioè quello della terra, degli agricoltori, dei difensori del territorio, che sono appunto gli agricoltori per noi. È importante essere qua al centro, nel pieno entroterra della Sicilia, un grande momento, più di 300 espositori, un'amministrazione, quella di Valle d'Olmo, estremamente lungimirante, che ha fatto di questo un punto di forza dello sviluppo di questo comprensorio. Abbiamo piena contezza che quanto sia importante recuperare l'importanza della capacità di considerare l'agricoltura non solo come motore economico principale, ma anche come momento di sviluppo territoriale e anche, perché no, turistico. Le capacità di raccontare i territori che può dare l'agricoltura, l'imprenditore agricolo, colui il quale conosce a menadito i propri territori e i prodotti dei propri territori, non li può avere nessuno. È un'edizione di svolta quella di quest'anno, giunta alla 25esima edizione. Il sindaco chiede un grande impegno politico a tutti, il polo fieristico a Valle d'Olmo. Assolutamente sì, il sindaco ci ha invitato, convocato qua appunto per prendere atto di questo progetto assolutamente importante, un progetto che può dare sviluppo non solo a Valle d'Olmo ma anche di quest'area interna. Vediamo, cercheremo di comprendere quali possono essere le possibilità di sviluppo, le possibilità di trovare i giusti finanziamenti, il giusto sostegno, sul quale sin da adesso ci impegniamo. Non sarà facile, ma a noi piacciono le sfide difficili e abbiamo piena contezza di come un polo fieristico in una zona del genere possa avere sia un moltiplicatore di energie, di forze assolutamente impensabili e per il quale è giusto spendersi e impegnarsi.